Che bello! Siamo qui, siamo felici di essere con i nostri telespettatori. E che dire, anche le telespettative fanno bene. Che c'entra? Si sa. Volevo dire che sono contento, Desiree, guardiamo la nostra camera 2 sì. così insieme. Sì, sono contento perché aver saputo che ci sono all'aeroporto di Catania 10 voli charter che vengono dalla Svezia, io non ci credo. E neanche io. Come neanche tu? Ma che vuol dire? Ma dove sono questi 10 voli? Dai, ma puoi iniziare la puntata? Dalla Svezia. Ma che dici? Dai. Sono venuti qui per mangiare la nostra cucina, perché mi hanno scritto Asbudin dos detano oggi vi strada manosa. Cioè? Questo è che è svedese. E che significa? Significa Totino, ma che bella cucina semplice che fai. Hanno indovinato il titolo della puntata che è Cucina semplice. Vabbè, cucina semplice, ma dico oggi. Li vedi dagli ingredienti? Cambiamo sempre il pomodoro, il tenore della puntata. Il parmigiano, la ricotta, la sì. per cui hai l'idea che faremo due primi? Una puntata mediterranea. Faremo due primi. E ti faccio vedere cosa faremo. Dai. Prendiamo innanzitutto quest'aglio bello già sbucciato e abbondante, come vedi, e andiamo a creare delle fettine, non un trito, ma delle fettine. In questo modo qui. Questo non mi serve. Creiamo delle fettine, così. Cioè, lo sai che stiamo facendo? No. Una pasta aglio e olio. Dai, veramente? Veramente. Però gli daremo una connotazione un attimino diversa. Prendiamo questo aglio, lo mettiamo qui. Così, senza olio? E lo facciamo tostare. Tostare. Proprio così. A fettine poi ho visto l'hai fatto, A fettine, sfettiamo anche questo, lo mettiamo. Questa è sfettata e la sfettiamo così. E lo mettiamo lì, bene. Poi? E lasciamo andare così. Sì. Nel frattempo dobbiamo preparare la condimentazione per fare questa pasta aglio e olio un po' particolare. Dai, ci sono. E allora, cominciamo con mettere il prezzemolo, così, qui, così, dell'olio. Sì. Dell'olio così. Sì. Questo lo mettiamo tutto. Tutto così, quanto? Tutto. Certo, vai. Ci lo caliamo tutto, ci lo caliamo. Così. E andiamo a frollare. Aggiungiamo un po' di olio. E voilà. Cosa fai? Un'emulsione? Sì, facciamo... Di prezzemolo e olio? Brava, brava, l'hai detto. La Marisa. Eccola qua. Eccola qua. Adesso dobbiamo fare un'altra cosina. Ti faccio vedere. Un'altra e frullata? ti stupirò con effetti speciali. Mi vado a prendere. Vai. Mi dai un mestolo? Ma certo. Mi vado a prendere, guarda. Eccolo dell'acqua. Di cottura? Per la pasta, di cottura rigorosamente senza sale però, eh? Ok. Vedi già questo profumo tra l'aglio che si sta bruciacchiando. Senti. Iniziamo un po' a sentire dei buoni odori. Mettiamo l'acqua così e andiamo a fare questo composto. Andiamo a controllare, ci siamo quasi. Dici, Toti, ma questa a che servirà? Te lo vedrai, te lo vedrai. No, ma credo di aver capito. Cioè, questo poi diventerà il condimento della pasta? Esattamente. Pazzesco, eh? Non l'ho mai vista fare questa pasta così. Senti questo... Si sente, che profumo si sente che sta il profumo, la tostatura proprio. dell'aglio. La tostatura proprio dell'aglio, proprio. Ho detto la stessa cosa che ho detto io. No, non l'hai detto, la tostatura dell'aglio. Giriamo questo qui, guarda, che non si è voluto girare. Facciamo tostare ancora un poco. Sì. Bene, bene. E ci siamo preparati la base per andare a fare una buona pasta aglio e olio. Ci sono. Particolare. Adesso è giunto il momento di aggiungere un po' di olio anche qui. Dai. Qui così. Un po' d'olio, già Pochino sulla padella d'olio. bella calda. Bella calda. E dopodiché, noi che siamo dei conservativi conservatori, Sì. facciamo una cosa. Qui ci mettiamo quest'aglio che appena abbiamo
più che rosolato, tostato, vedi? Si è imbiondito, vedi come si è imbiondito? Sì. E lo andiamo a mettere qui e ce lo conserviamo. Perché a noi piace che cosa? Uscire tutti con insieme. i piatti pronti. Allora, quindi... E questo lo mettiamo, e questo lo mettiamo qui, da parte. qui. Andiamo a travasare questo nostro composition delle sans-fond. Ecco. E abbiamo lasciato un poco di questo bel prezzemolo in fogliette, così. E quindi vedi, hai creato praticamente abbiamo creato un condimento. una preparazione. A questo punto passiamo a preparare la condizione per il secondo condimento per la seconda ricetta, dai. Sì, prendiamo il coltello, prendiamo questi bei pomodorini, sì, e andiamo a couper. In this way. Coupé significa tagliare, giusto? Sapevi, vero? Sì. E tu le lingue, figurati. Ecco, qualche giorno finirà che si assaggerà il suo dito. Mette buono, le mani questo mentre... è il piccadilli, come si chiama? Sì, sì, perché è poco. Che c'entra? Piccadilli. Quindi... Quando invece c'è una cassetta intera è assai dilli. assai dilli? Quando è così è piccadilli. Piccadilli. Che sto... E andiamo a buttare nella padella che è calda e lo mettiamo a massimo di volume. Assaggialo un pezzettino di pomodoro. No, il pomodoro piccadilli è buonissimo. Assaggialo un po', dove sapere male. Allora. Vedi, cosa stiamo facendo? Come vedi stiamo lavorando anche a creare un pomodoro che si bruciaccherà. Quindi senza e che niente al momento. ci darà però un non so che di che, capito? Non so che di che, lo vedremo più avanti cosa ci darà. Allora, mi ripassi quello che abbiamo fatto? Questo? Dall'inizio, sì, dall'inizio. No, mi ripasso, recap. Ah, un recap, va bene. Che abbiamo fatto? Dei passaggi semplicissimi al momento. Sì. Abbiamo tagliato l'aglio così a fettine. Sì. Lo abbiamo prima brustolito, Sì. in padella senza niente, per poi aggiungere successivamente un po' d'olio. Sì. Poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo frullato prezzemolo e olio e acqua della e pasta. aggiunto un po' di acqua di cottura e Sì, praticamente è venuto questa emulsione qua. Brava. Che devo dire è molto Lei c'ha una invitante lacrima, già. si vede perché è emozionata. Ti sei emozionata, dai, è diventata pure rossa. Esattamente, ho capito dall'atteggiamento che tu esattamente avevi questa condizione. Mi dai un po' di sale? Tieni. Give me a little bit of salt. In this way. Quindi pomodoro, così. senza niente, così. Così. Il sale favorirà Messo in padella. la fuoriuscita del liquido del pomodoro. Però noi dobbiamo farlo tostare un pochino, questo pomodoro, capito? Molto invitante, devo dire. Sì, certe volte ti invita a pranzo, certe volte ti invita a cena. Il pomodoro è molto invitante. Dai. Un pomodoro, tutto per me, cercherò, cercherò. Nel frattempo ho visto che le due pentole già bollono, sì. Giusto? E noi le facciamo bollere. Perché bollere. presto andremo a mettere la pasta. Che esatto. pasta hai scelto per queste due preparazioni? Spaghetti per lo spaghetto aglio e olio e e questi torciglioni per la pasta pomodoro e ricotta. Dai, pomodoro e ricotta, sì, buona. Pomodoro e ricotta. Ecco, vedi che stiamo creando una base, la reazione di Maillard ci ha creato una base. Sì. E a questo punto, sempre con il mestolino, quando è un po' bruciacchiatino, aggiungiamo un po' d'acqua. Aggiungiamo dell'acqua così, vedi? Vedi come scattia? Ecco qua. In modo che ci accotturerà il pomodors. A questo punto, sai che facciamo? Prendiamo dell'aglio, così, lo schiacciamo con il coltello e fa... Aglio! Tu sei sarda. Sarda. Io ho capito, mi hai. Andiamo a tritare finemente stavolta. Molto finemente. Togliamo la buccia e tritiamo molto finemente anche questo. Così. Tritiamo. Ecco qua, quindi aglio tritato finemente, abbiamo detto.
e lo andiamo a capollare lì. qua dentro, Ecco. così. Così, questo lo togliamo e questo lo togliamo. E questo lo togliamo. Capito? Poi. E ci stiamo facendo questa base per questo merveilleux pomature. Bello, In this way. bello, ecco. Così. Visto? A questo punto, Sì. appena stringe ancora Un altro po'. il liquido di cottura, aggiungiamo del buon olio. Olio. Perché Olio. fino adesso non abbiamo messo nulla praticamente. Abbiamo messo solo un po' di sale. Il pomodoro con un po' di acqua di Adesso andiamo a cottura. mettere l'origano. Così. Così. E a questo punto mi dai l'olio. Eccolo. Mi dai l'olio. Un po' d'olio. Abbiamo messo l'olio. Mi dai anche c'è dello zucchero, Eccolo grazie. qua. Quasi un confì in padella. Quasi un confì. In padella. Confì, qualcuno si può lamentare, dice, perché un parlete in Ma italiano? che cos'è? Confettato. Confettata. Confettato. E questo, abbiamo finito anche questa preparazione. E la mettiamo da parte così? La mettiamo così. Ah, la versi direttamente. Qui così. La togli dalla padella proprio. Esattamente, così. Ecco. Poi E a questo punto prendiamo abbiamo due preparazioni. la ricotta. La metto qua? Ti serve adesso. prendiamo la ricotta. Mi dai Sì. un cucchiaio? Ecco. Prendiamo la ricotta, la mettiamo qui in padella. Sempre nella stessa padella. Sì. Gli togliamo un po' di crudité, sempre aiutandoci con un poco di... Di acqua di cottura? Brava! Ecco, metti un po'. Avete visto che abbiamo usato una padella per fare tutto? Noi stiamo facendo due ricette, ma la signora Maria o la signora Giovanna possono farne benissimo una, Certo. capito? Beh, ma anche Sei due. convinto? Metti che hanno invitati, vogliono fare Certo, due ne primi. vogliono fare due, lo fanno. Del parmigiano, così. Ricotta, acqua di cottura E anche questa è fatta. e un po' di parmigiano. E anche questa composizione, vedi, lieve lieve, è fatta anche questa. E dobbiamo metterla in un container. E abbiamo fatto 2 per 1 e 2 per 2, giusto? Bene, allora nel frattempo, sai che facciamo? Sì. Diamo i consigli per i posso consigli. fare la rima? Fai la rima. La rima dei consigli per i fai la consigli. rima, aspetta. dai, fai la rima. Allora, abbiamo usato il pomodoro, abbiamo usato la ricotta, consigli per i consigli. Non c'è la rima. Consigli per i consigli. Come doveva finire? Eccomi qua. Allora, prendiamo di nuovo il bicchiere, Ecco, lo mettiamo al suo posto, che glielo troveremo. Ecco. No, è da questo lato. Sì, bloccato. E ora gentilmente, Desiree, mi che dai facciamo? questo composto? Allora, il composto quello con i pomodori, lo frulli Questo. alla fine. E la ricotta Questo. insieme. Ecco, Mi dai quella marisa che abbiamo usato? eccola qua. Questa qua. Andiamola via così. Facciamo frullare e nel frattempo scoliamo la pasta. Ecco qua. Allora, iniziamo quindi dai torciglioni. 2. I torciglioni. Ferma la musica. Olè. Questo lo togliamo e lo mettiamo qui. Andiamo a saltare in padella questa. Ci deve essere un'altra padella di questa. Eccola. Eccola qui e la mettiamo qui. Ampliamo l'ampliazione. Mi dà la pinza, mi dà la pinza. Ecco. La pinza. Prendiamo questo nostro bell'olio all'aglio che abbiamo fatto e lo mettiamo qui. Ah, vai avanti con due preparazioni, Così. quindi, giusto? Sì, andiamo avanti. Sappiamo farle queste cose noi. Prendiamo la pasta. E quella la bella scoliamo lì al direttamente. dente. Ecco.
Ci siamo, eh? E ci siamo quasi. Abbiamo detto che avremmo fatto uno spaghetto Aglio e aglio e olio. olio e una ricotta e formaggio. Adesso facciamo sì che questa pasta si prenda dell'aglio che abbiamo messo. Sì. Mi dai il nostro miracoloso composto? Quello verde, quello verde. Ah, quello verde, allora questo. Quello verde. Lo verso qui? Vai. Mamma mia, che bontà, ragazzi, pazzesco. Vi ricordate come l'abbiamo fatto? E ridiglielo. Avevamo praticamente frullato il prezzemolo con l'olio e poi avevamo aggiunto un po' di acqua di cottura. E lasciamo andare avanti così. Stesso procedimento per questo di qua. Vuoi questo? Sì, lo mettiamo qui, guarda. Aspetta, no, aspetta. Posalo, posalo. Ok, dammi. Ecco. Dentro così, mi dai il... La Marisa, la Marisa, la Marisa. Eccola qua. E ci siamo. E ci siamo. Adesso è il tempo di Sistemare un po'. sistemare, impiattiamo e siamo da voi. Torniamo da voi. Ed eccoci qua, Daisy. Ed eccoci qua. Andiamo a impiattare? Dai, Io penso che mi serve un cappello del prete, eccolo, lo prendo. il mestolo È una barchetta? e una barchetta. Brava. Ecco qua. E allora cominciamo. Cappello del prete, ci mettiamo qui, la pinzettina è qui, qui ci andiamo a mettere un po' ora di... È una pasta aglio e olio che devo dire semplice da preparare, diversa, no? Assolutamente. Ecco qua. Questo lo spegniamo, questo te lo regalo. Ecco. Daisy, e qui abbiamo il primo piatto. Belli spaghettoni. C'è chi ci vuole Belli, guarda. chi ci vuole per esempio, che ne so, il parmigiano, chi Ma non ce io lo la vuole. preferisco così, devo dirti. Tu preferisci? Così. Brava. Si sente il Qui sapore andiamo a dare un altro pochino di acqua più forte. della pasta. Così. Però a noi che cosa ci piace, Daisy? Che ci Ci piace piace? uscire allo stesso insieme. momento. Ecco. Quindi fatto. questa è una preparazione semplicissima, ma Mi dai il piatto, il cucchiaio grande, il cucchiaio grande, il cucchiaio grande. Me lo dai il cucchiaio grande, il cucchiaio ho grande. capito, aspetta. Ma ti stupirò con un sapore che tu neanche immagini. Mamma mia, guarda qua. Profumo pazzesco. Ecco qua. Pomodoro E ti e stupisco ricotta. con del basilico Un fresco po' di buttato basilico così così, fresco. senza... guarda che ci E metto questo sopra. che cos'è? Farina di mandorla. Farina di mandorle, quindi ti dà un po' anche quel lato croccante. E voilà, Pronti? ci siamo. Due piatti A questo semplici. punto due piatti semplici, bellissimi, diamo una pulita qui, così, Penso buoni. e andiamo all'assaggio. Che cosa vuoi che assaggi prima? Prima che ne io pensi? direi questa. Gli spaghettoni? No, quella. Questa. I torciglioni. È un po' più Andiamo. delicata. Buono, buonissimo. Buono. Buono. Senti, se a posto l'abbraccio, mi fai l'assaggio, mi piace. Ma no. Buonissima, eh? Sì. Vediamo questa farina. La farina di mandorla. Come che ci c'è. sta? La senti, la senti? La senti?
buona. Passiamo avanti? Un tocco vincente, buono. Passiamo avanti. Ecco qua. Allora, Andiamo, aspetta, vi posso fai? permettere? Non assaggio, non ti preoccupare. una bella mescolata? Così, sotto Mamma sopra, sotto mia. sopra. Prendi. Fai un bel girello. Ma ora è calda però. Lì. No, non è calda, ti puoi bruciare, speriamo. Speriamo che ti bruci. Una pasta con l'aglio e l'olio così cremosa, l'hai mai assaggiata? No. Dimmi. No. Allora? Com'è? Dimmi. Ha quel quid in più, Perfetto. capito? Sì. Cioè, rispetto alla classica. Pasta con l'aglio e l'olio. Ah. Allora, tu la pasta con l'aglio e l'olio di solito si frigge l'aglio, l'olio, via, ci mette l'aglio sopra la pasta appena sbollentata, lo fai. Invece no, Capito? Questo è... c'ha quella cremosità in più. Allora, se è per la forchetta io non ho problemi, posso usare pure la tua. Esatto. Ascoltami, allora, descrivimela. Cosa ti fa pensare in questo momento? A mangiare. Lo stavo dicendo io, ma è così, non c'è altro. Desiree, hai assaggiato quella, hai assaggiato questa, facciamo un confronto confrontabile. Vuoi sapere quale mi piace di più? No, quale ti piace di più? Questa per esempio come a chi la offriresti questa? A me. Esatto. E invece questa pure, giusto? Esatto. Ma se c'è qualche ospite non gliene dai, giusto? Se lo porta da casa. Va bene. Va bene, allora, abbiamo fatto due piatti completamente semplici, leggeri, che si possono fare in un quid e dire, e la gente dice, oh, ma questa io non l'avevo mai mangiato. Non l'hai mangiata così. Esattamente, ti dico io, esattamente. Non l'hai mai mangiato perché l'abbiamo fatto noi. La Abbiamo facciamo solo fatto una noi. pasta aglio e olio e una pasta pomodoro e ricotta che più meglio non ce n'è perché l'hanno fatta Totino e Desiree. L'arriva! Bravo! Ce l'ho fatta! Arrivederci. Pasta aglio e olio. 300 g di spaghetti, un mazzo di prezzemolo, 3 spicchi d'aglio, olio, evo e sale quanto basta. Solo pomodoro e ricotta. 300 g di torciglioni, 300 g di ricotta fresca, 400 g di pomodoro piccadilli, 50 g di parmigiano grattugiato, una cipolla, foglie di basilico, farina di mandorle, olio evo, sale e pepe quanto basta,